Un ben ritrovati, dunque questa è l'anticipazione, avete sentito, parcheggiatori abusivi, accattoni, balordi, insomma aumenta il fenomeno a Padova ma soprattutto aumenta la loro aggressività. In via Scovegni, dove il fenomeno esiste già da tempo, venerdì un uomo è stato addirittura minacciato con un coltello. Sentiamo allora com'è la situazione nel nostro servizio di apertura. Ed è scontro a Padova sulle proposte anti-inquinamento del comune. L'assessore Zan lavora solo per un gruppo di ambientalisti, tuona il presidente dell'Asco Mazzilio e mette in ginocchio aziende già in crisi. Sul fronte opposto le misure non piacciono neppure a Lega Ambiente, che torna a proporre l'ecopass per entrare in città. I dettagli allora. E le immagini che avete appena visto raccontano quanto sia sempre in primo piano l'emergenza sicurezza in città. Il questore Montemagno, insediato in agosto, ha chiesto alla sua polizia di non lasciare zone franche e nel mirino dei controlli finiscono i clandestini e non solo. Tutti i dettagli. Lasciamo la cronaca per non dimenticare, ma soprattutto per cercare di portare a casa i soldi. Nuova iniziativa dei comuni colpiti dalle trombe d'aria del 2008 e del 2010. Dalla prossima settimana saranno nelle piazze e nei mercati con i banchetti per raccogliere le firme e per presentare alla Regione che ancora non ha risarcito i danni per il maltempo. Intanto sentiamo un po' anche l'anticipazione di questa iniziativa. Ancora un ben ritrovato, queste sono le principali notizie della giornata. Andiamo subito dunque con l'ultima proposta di Massimo Bitonci, sindaco leghista di Cittadella e parlamentare della Lega Nord, è quella di una lotteria nazionale anti-evasione con gli scontrini fiscali usati come biglietti per le estrazioni. Ironica la risposta invece dei commercianti padovani. Andiamo a sentirla. Parliamo adesso del ticket antismog. L'ha annunciato l'assessore regionale all'ambiente Maurizio Conte, ma sembra che il famigerato Ecopass non sia destinato ad entrare in vigore entro breve. Padova intanto ha messo a punto il suo piano contro l'inquinamento, andiamo a conoscerlo. Adesso ci separiamo solo qualche istante, le previsioni del tempo a tra poco in studio. Un ben ritrovati ancora, avete sentito queste le anticipazioni, in apertura doverosamente la politica. Giustina Mistrello Destro, ex sindaco di Padova, onorevole del PDL, non ha votato la fiducia al governo Berlusconi. Una decisione, spiega, ponderata e sofferta, immediata la replica del coordinatore veneto del Popolo delle Libertà Alberto Giorgetti. La scelta fatta la pone automaticamente fuori dal partito. I dettagli di questa decisione allora. Cittadinanza e voto agli immigrati. Parte una nuova campagna nazionale, da domani anche nelle piazze di Padova, di raccolta firme per 2 proposte di legge di iniziativa popolare destinate al mondo dell'immigrazione regolare. La cittadinanza ai bambini nati in Italia e il diritto di voto agli immigrati. Sentiamo, cerchiamo di capirne meglio, insomma. Adesso la linea alla regia per le previsioni del tempo. Rimanete con noi, a tra poco. Controlli delle forze dell'ordine e del personale di APS per combattere i viaggiatori abusivi e i borseggiatori che agiscono a bordo di autobus e tram, poliziotti indivisi a presidiare le fermate, agenti in borghese a bordo di mezzi. Decine di multe ai viaggiatori sprovvisti di biglietto. Allora sentiamo la cronaca di questo weekend davvero di controlli. Si è trovato dei locali vigili per un concerto jazz, lettere anonime, altre visite dei vigili lo hanno portato a compiere una provocazione nei confronti del vicinato intollerante. Non volete un caffè concerto? Bene, io vendo allora ad un kebab. E adesso così gli abitanti di via Bonporti sono davvero più preoccupati. Abbiamo sentito il titolare ma anche gli abitanti, ascoltate. Ancora un ben ritrovati a tutti i telespettatori, lo avete sentito dalle anticipazioni, dalla sintesi. Una quarantina di agenti della questura in divisa e in borghese hanno passato a settaccio la zona della stazione. Dalla ferrovia a via Trieste una trentina di clandestini accompagnati in questura diretti alla CIE, ed è questa la linea dura del questore Montemagno. Sentiamo il servizio di apertura. Ben ritrovati in studio e solo per i saluti è tutto per il nostro telegiornale, non c'è altro, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Il 2 novembre sarà giorno di ricordi per molti abitanti della provincia di Padova, così duramente colpiti dall'alluvione dello scorso anno, ricordi di devastazioni, di rabbia ma anche di coraggio. Tutto questo c'è nelle parole degli uomini della protezione civile e veri angeli custodi in questi giorni per tante persone disperate. Ascoltiamoli. Un premio a chi invecchia bene, ma anche a chi con la ricerca aiuta ad invecchiare bene. Questo è il premio Cornaro, dedicato alla promozione di studi proprio su questo tema. L'edizione 2011 nell'aula magna del Bo ha premiato Ettore Bernabei, figura storica della TV italiana. Andiamo a vedere subito le immagini e la cerimonia.
Ben ritrovati ancora a tutti i telespettatori. In apertura l'avete sentito questa importante operazione della Guardia di Finanza. Finora nel 2011 le Fiamme Gialle di Padova hanno scoperto 61.000 evasori recuperando 65 milioni di euro e 15 milioni di IVA non versata. L'ultima indagine, durata un mese e mezzo, ha portato alla luce una 46enne che si era costruito una carriera da dentista senza averne però mai conseguito la laurea. Il servizio di apertura. Alluvionato e multato. Si aggiunge problema a problema ad un residente di Veggiano che si è visto recapitare nei giorni scorsi dall'INPS la richiesta di pagamento dei contributi con tanto di sanzione, nonostante la deroga di 6 mesi concessa, appunto disposta dall'ordinanza del governo. La multa non intendo pagarla, ha spiegato ai nostri microfoni, ogni volta che piove la mia famiglia ha paura. Ascoltiamolo. Mestrina di nascita, padovana d'adozione. Caterina, una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, siamo andati a trovare la sua famiglia un po' per conoscerla anche meglio. Guardate. Adesso invece lo sport e il calcio. Sarà un Padova senza Italiano e Marcolini, quello che domani scenderà in campo a Crotone, ma a mister Del Canto non mancano le sostituzioni. Partita insidiosa certo contro una squadra che ricorda l'Albino Leffe, da evitare rigorosamente un bis di quel match perso davvero malamente. Le interviste. Torniamo alla cronaca. Ammontano a 600.000 euro i danni dell'incendio che ieri ha devastato un'azienda agricola a Vigo d'Arzere con un allevamento di conigli, 180 animali che sono morti. Il rogo, secondo un primo sopralluogo, sembrerebbe essere stato causato da un malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico che si trovava sul tetto del capannone, ma vediamo anche altre notizie in breve di cronaca dalla provincia e da Padova. Eccoci di nuovo in studio, ma solo per i saluti. Grazie per averci seguito, buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.